Il clima che cambia si riflette anche nella qualità della vita dei territori. Secondo la classifica pubblicata dal Sole 24 Ore, elaborata sui dati meteorologici raccolti negli ultimi 10 anni, Belluno resta tra le province italiane con il clima meno favorevole, per non dire peggiore. A pesare sul risultato sono soprattutto alcuni indicatori chiavi. La provincia dolomitica registra il minor numero medio di ore di sole al giorno, circa 6,8, e il maggior numero di giornate fredde nell'arco dell'anno, quasi 20 in media nel periodo considerato. A questo si aggiunge un'elevata presenza di giorni con umidità fuori dal comfort climatico, oltre 260 all'anno. Un quadro legato anche alla posizione geografica tra vallate e rilievi montani che riducono il soleggiamento e favoriscono condizioni più fredde e umide rispetto alla pianura. Situazione diversa, anche se non brillante, per Treviso, che si colloca a metà classifica al 65° posto tra i 107 capoluoghi analizzati. Qui il clima risente soprattutto delle precipitazioni intense e degli eventi piovosi, parametri che penalizzano la marca nella graduatoria nazionale. L'indice del clima del Sole 24 Ore prende in esame 15 indicatori meteorologici, dal soleggiamento alla brezza estiva, dalle notti tropicali alle precipitazioni estreme, calcolati sui dati forniti da 3B Meteo e relativi all'ultimo decennio. In testa alla classifica si confermano soprattutto città del sud e delle coste, dove la combinazione tra sole, ventilazione e temperature più miti garantisce condizioni climatiche considerate più favorevoli. Per Belluno, invece, la fotografia resta quella di un territorio più freddo, umido e con meno sole, caratteristiche che da qualche anno collocano la provincia interamente montana stabilmente nelle ultime posizioni della graduatoria nazionale.